Telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, in diretta qui sul canale 11 ogni domenica a partire dalle 19 con i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti sulla domenica sportiva dilettantistica siciliana. Oggi una puntata di verdetti, alcuni drammatici e alcuni anche abbastanza scontati. Salutiamo subito in postazione il nostro Peppe Ragona. Peppe, è successo di tutte le eccellenze, diciamo solo che veramente non ci si aspettava questo finale a Cardiopalma, ma non diamo anticipazioni. Buonasera Eter, buonasera a tutti, sì, un finale che ricorda un finale di una Premier League di un paio di anni fa con la vittoria del Manchester City. Benissimo, benissimo. All'ultimo minuto, sì. Così incogliamo i telespettatori davanti allo schermo, perché chissà che cosa è successo soprattutto nei due gironi di eccellenza. E vado subito a presentare anche la nostra penaltina che ci accompagnerà per le prossime 4 settimane, la penaltina di aprile, oserei dire. Jenny, ciao Jenny. Buonasera Ettore. Buonasera. Tra l'altro dovete sapere una cosa importante, Jenny è un'ex calciatrice, per cui qualche cosa insomma di calcio Me ne intendo. Benissimo, perfetto. Allora con Jenny tra poco parleremo chiaramente dei risultati del campionato CND, nonché quello di eccellenza e dei 4 gironi di promozioni. Si sono conclusi tutti i campionati, compreso anche quello di prima categoria. E invece subito vado a presentare il nostro unico ospite della giornata, perché oggi abbiamo tantissimi collegamenti e tantissime chiacchiere proprio sui risultati che sono giunti questa domenica. Abbiamo Rosario Monaca, allenatore del Real Avola. Buonasera. Ciao Rosario, campionato finito, salvezza raggiunta, l'obiettivo era quello, così velocissimamente. Sì, era quello l'obiettivo. Soddisfatto della tua stagione? Sì, soddisfatto. Benissimo, adesso poi magari ce la racconterai nei dettagli, anche perché nei campionati di prima categoria, oltre naturalmente ai verdetti della classifica, sono stati già stipulati gli accoppiamenti per quanto riguarda la Coppa Sicilia, ma di questo parleremo tra poco, perché adesso dobbiamo subito parlare del campionato CND. La parola la diamo naturalmente alla nostra splendida Jenny, che ci dà subito il quadro completo con i risultati, poi la classifica. Ancora il campionato di CND insomma durerà per qualche altra settimana. Infatti. A te la parola, Jenny. Allora, Tiger Akragas 1-1, Torrecuso Battipagliese 2-1, Marcianise Agropoli 2-0, poi abbiamo Batte in trasferta 2 Torri Orlandina. Il Due Torri vince a Capodorlando, Certo. 5-0, benissimo. Interreggio Leonfortese, che ricordiamo che gioca lunedì alle 14:30. Benissimo. Rende Comprensorio Montalto 3-3. Nero Stellati Frattese Sorrento 1-0. Roccella Neapolis 0-0. Noto Nuova Gioiese 3-0. Pareggia l'Akragas a Brolo e comunque continua a rimanere sempre in vetta in classifica. Adesso ci leggi la classifica, poi la commentiamo insieme al nostro ospite, ma anche e soprattutto Certo. al commentatore ufficiale, il nostro Peppe Ragona. A te la parola. Allora, Akragas 65, Rende 58, Torrecuso 55, Agropoli 57, Neapolis Nero Stella Frattese 50, Leonfortese 48, Due Torri 45, Marcianise 44, Interreggio 42, Roccella 37, Noto 35, Nuova Gioiesa 34, Battipagliese 30, Tiger Brolo 29, Sorrento 28, Compressorio Montalto 22, completiamo con Orlandina 6. E sottolineiamo anche che il Noto ha un punto di penalizzazione, l'Orlandina invece 2 punti di penalizzazione. Adesso diamo lettura invece del prossimo turno, che si svolgerà naturalmente domenica prossima, domenica 19 aprile, sarà la 31esima giornata. Questi gli incontri: Due Torri Nero Stellati Frattese, Agropoli Rende, Battipagliese Roccella, Sorrento Torrecuso, Akragas Orlandina, Comprensorio Montalto Interreggio, Nuova Gioiese Marcianise, Neapolis Noto, Leonfortese Tiger. Allora, caro Peppe, continuiamo a dire l'Akragas ha vinto, ancora però non c'è la certezza. Non c'è la certezza, manca solo la matematica, ma potrebbe già avvenire la prossima settimana, perché c'è uno scontro diretto tra Rende e Agropoli, le prime 2 inseguitrici dell'Akragas. Se uscirà il pareggio e l'Akragas andrà a vincere, come presumiamo, contro l'Orlandina, andrà a +9
sulla più diretta inseguitrice, che il rende a 3 giornate dalla fine È quasi fatta. e con lo scontro diretto a favore, quindi sarebbe matematica la promozione dell'Akragas. Ho capito. Oggi che ci sarebbe stata in teoria la possibilità per il rende di riaprire il campionato, la formazione calabrese si è fatta bloccare in casa 3-3 da una squadra come il Comprensorio Montalto, che insomma poco o nulla da chiedere al Quasi in campionato. vacanza ormai. Negli ultimi 6 minuti 2 gol del Comprensorio Montalto hanno ripreso la partita, e così il punto preso con il Tiger Blow è diventato ancora più pesante da parte dell'Akragas. Certo. Manca davvero poco. Impresa Sì, del Noto, è che vero. scala un'altra posizione Sì. in classifica, batte la Nuova Gioiese in questo scontro diretto e potrebbe pensare anche alla salvezza diretta senza passare dal Certo, piano. le prossime settimane saranno quelle decisive per la squadra siracusana. A proposito di squadra siracusana, tu insomma sei una realtà ad Avola, però voglio sentire un po' il tuo parere su questo Akragas, che non è che abbia ucciso il campionato, però indubbiamente ha fatto una bellissima stagione che probabilmente adesso si coronerà con la vittoria finale. Sì, sicuramente l'Akragas è la squadra che secondo me già dall'inizio si pensava che vincesse il campionato. Mancano qualche giornata, ma sicuramente il campionato non glielo può togliere nessuno. Come società, come organizzazione, come giocatori, già in partenza era il top. Sperando che insomma la prossima stagione si organizzi bene, no? Perché poi c'è sempre la paura di fare questo grande passo, raggiungere i professionisti e poi soffrire se magari non si ha una organizzazione seria ed efficace. Come ripeto, l'assetto societario è forte, quindi da lì può partire. Fiducioso quindi. Fiducioso, sì. Benissimo. E stiamo anche noi fiduciosi, perché adesso la parola la passiamo di nuovo a Jenny, che ci deve lanciare la pubblicità del tuo primo lancio ufficiale all'interno del programma. Ti sei preparato una frase fatta? No. Ma no. Ok. Vi raccomando, non cambiate canale, ci vediamo fra pochissimo. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91.